finanziamento per la copertura totale dei costi del nuovo ospedale di Padova, cantieri dal 2023, l'annuncio di Zaia nel giorno in cui la Giunta approva il bilancio, una manovra da 16 miliardi. Si è tolto la vita in carcere all'alba il muratore 53enne accusato di aver ucciso il vicino di casa a colpi di fucile a Marano Vicentino, disposta l'autopsia. Oltre 1 migliaio di chiamate ai vigili del fuoco e 500 interventi in tutto il Veneto per la notte di tempesta che ha colpito gran parte delle province, alberi abbattuti, tetti scoperchiati e raffica di blackout. Assurda tragedia, Dariano Polesine, 24enne, in sella alla moto, viene colpito al casco da una civetta, sbalzato a terra, muore, giocava nella pallanuoto Padova. Lutto cittadino e tanta gente dentro e fuori la chiesa di Limena per i funerali del bimbo annegato nella piscina comunale di San Pietro in Gu. Zara ancora in Afghanistan, ore drammatiche per la sorella del ristoratore afghano che lavora a Venezia. Prima di prendere l'aereo è stata bloccata a Kabul, ora ha trovato riparo in un rifugio. Da anni mi chiedo a cosa sia servito il sacrificio di mio figlio in Afghanistan, le amare parole del padre di Matteo Miotto, il giovane alpino vicentino morto in missione nel 2010. Una farmacista chiede 4 euro ad un cliente per stampargli il Green Pass, bufera a Montegrotto Terme. La dottoressa, richiamata ufficialmente dall'ordine, ero esasperata, ha detto, per scusarsi. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Via libera al finanziamento per la copertura totale dei costi del nuovo ospedale di Padova. L'annuncio in regione, dove il presidente del Veneto Zaia ha fissato per la fine del 2023 l'avvio del cantiere. Nuovo ospedale di Padova Est San Lazzaro. La Giunta regionale ha approvato la delibera che prevede un ulteriore finanziamento dell'opera di 300 milioni di euro. Lo prevediamo perché l'ospedale costerà quasi 600 milioni, sono 590 milioni, dei quali 108 milioni sono di sole attrezzature, il resto sono opere. Io vi dico solo una roba perché poi i Veneti dicono parlano sempre dell'ospedale di Padova. Sì, noi parliamo dell'ospedale di Padova perché lo facciamo, lo dico anche a tutti quelli che pensavano che fossimo di perditempo, al punto tale che vi annuncio già l'inizio lavori a fine 2023. 2 anni per partire con il cantiere, legati alla montagna di carte, così la definisce Zaia, che andrà preparata, e su questo fronte il Presidente rilancia al Governo l'ipotesi di un iter semplificato grazie a una gestione commissariale dell'intervento che ridurrebbe drasticamente i tempi. Noi possiamo tranquillamente, per darvi una dimensione, gli 8 anni che poi diventeranno 10 per avere le chiavi in mano con il primo paziente dentro, penso che verosimilmente li possiamo quantomeno dimezzare. Un ospedale da 200.000 metri quadrati e 963 posti letto, più 50 da riservare a pazienti extra regione. Sono 8 i gruppi che stanno partecipando all'affidamento della progettazione e una gara a livello internazionale sarà necessaria anche per individuare il soggetto con cui la regione si indebiterà per la copertura dei 300 milioni da aggiungere ai 290 già accantonati. Le modalità di finanziamento che sono state considerate congrue e quelle quindi più da perseguire da parte dei professori dell'Università di Padova, che hanno avuto l'incarico appunto di un'analisi economico-finanziaria, quella dell'appalto con finanziamento o autofinanziamento. Oggi in Regione Veneto sono disponibili 290 milioni già disponibili, quindi ci sarà un finanziamento per quanto riguarda appunto i mancanti 300 milioni che verranno quindi poi tramite una gara recepiti alle migliori condizioni. È stato dunque approvato dalla Giunta regionale il bilancio del Veneto per il triennio 2022-2024. Proviamo una manovra proiettata verso la sanità e l'Europa, ha detto il Presidente. Oggi la Giunta regionale ha approvato il bilancio, 16 miliardi, oltre 16 miliardi di bilancio, fra l'altro con una tempistica assolutamente super, efficiente, visto e considerato che penso che siamo in assoluto i primi in Italia ad approvare il bilancio e saremmo anche i primi a portarlo in Consiglio regionale, e quindi si auspica che l'approvazione avvenga considerando tutte le tempistiche alla volta di fine ottobre, primi di novembre.
pubblicate le linee generali del bilancio 2022-2024 della Regione Veneto, un bilancio da 16 miliardi, 9,7 dei quali assorbiti dalla sanità. Manovra che guarda alla ripartenza per un rilancio dell'economia veneta che con il Covid, ha sottolineato il presidente Zaia, ha lasciato sul terreno 1 miliardo di spese. Il bilancio delle Olimpiadi con 85 milioni da destinare agli impianti sportivi, della Pedemontana e del nuovo ospedale di Padova e che copre le spese ordinarie. Come i 31 milioni per la scuola paritaria, i 29 milioni per la formazione, ma anche la capacità di andare a coprire alcune nuove esigenze che si sono appalesate nel corso della costruzione di questo bilancio. Penso ad esempio alla nuova programmazione europea che necessita di un maggior coinvolgimento da parte della Regione del Veneto, che metterà ulteriori 10 milioni. Ci sono naturalmente all'interno altre novità, ad esempio la copertura per le obbligazioni per le Olimpiadi, che è un momento importante che ci vedrà da qui al 2026 creare le migliori condizioni perché questo evento possa essere una grande vetrina per il Veneto. Finanziati anche i contratti dei dipendenti regionali e 22 milioni per la viabilità. Un bilancio, continua Zaia, che anche quest'anno non ha messo le mani nelle tasche dei cittadini. Il nostro potenziale di prelevamento è di circa 1 miliardo 179 milioni di tasse all'anno. Moltiplicate 1 miliardo 179 per gli 11 anni di amministrazione, vedete quello che comunque non si è prelevato, che sono più di 12 miliardi di euro. Quindi se qualcuno ti chiede ma cosa ha fatto la Regione per l'economia, ha lasciato 12 miliardi al sistema economico delle famiglie, delle imprese e sociale. La cronaca ora, drammatico epilogo nella notte dell'omicidio del pensionato di Marano Vicentino. Il presunto omicida si è suicidato in carcere. Nelle prime ore di questa mattina, Gelindo Grisotto, un muratore 53enne di Marano Vicentino, si è tolto la vita all'interno di una cella della casa circondariale di Vicenza. Era giunto poco dopo mezzanotte, accompagnato dai carabinieri di Thiene, perché è ritenuto il presunto omicida di Mario Testolin, il 67enne pensionato, deceduto nel pomeriggio di ieri, freddato con 2 colpi di fucile nei pressi della propria abitazione a Marano, in via Molinette. Grisotto era stato interrogato in serata dai militari che, visti i precedenti rapporti conflittuali con la vittima, era fortemente indiziato. Secondo i carabinieri sarebbe stato lui a sparare a Testolin con un fucile di fabbricazione artigianale a seguito dell'ennesimo litigio per questioni legate ad un terreno acquistato dalla vittima sfociato in una controversia giudiziaria in sede civile. Sarebbe stato lo stesso Testolin ad aver ammesso ai carabinieri il rancore che ancora nutriva per i presunti torti subiti. Al termine dell'interrogatorio era stato deciso quindi il provvedimento di fermo di indiziato di delitto del muratore quale responsabile dell'omicidio premeditato di Testolin e per questo era stato disposto il trasferimento in carcere. Grisotto avrebbe in passato accusato disturbi depressivi di cui però non sono documentati referti né prescrizione di medicinali. Il magistrato, vista la situazione di fragilità psicologica del presunto omicida, avrebbe però richiesto la sorveglianza del detenuto. Invece questa mattina Gelindo Grisotto è stato ritrovato morto poco prima delle 6. Sono ancora in corso attività di indagine nella casa circondariale e disposta l'autopsia del corpo nelle prossime ore. Ancora cronaca, ha perso il controllo della moto su cui viaggiava dopo essere stato colpito sul casco da una civetta ed è morto nella caduta. Tragedia ieri sera ad Ariano Polesime, vittima il 24enne Nico Duò del posto, giocatore della Pallanuoto Padova. Guidava la sua Ducati quando è caduto a terra rovinosamente dopo l'impatto con il volatile. Il giovane è morto poco dopo essere stato portato d'urgenza all'ospedale. Non ci sono parole per commentare una tragedia simile, sono una profonda tristezza. La PN Padova Nuoto è vicina ai familiari e agli amici di Nico in questo momento di dolore. Sono queste le parole con cui sui social la PN Pallanuoto Padova ricorda Nico Duò, pallanuotista nel ruolo di centroboa. Una terribile notizia, siamo sconvolti, conclude la società sportiva, siamo vicini ai familiari e agli amici di Nico in questo momento di dolore. Ed ora l'ondata di maltempo che si è abbattuta ieri sera su tutto il Veneto. Cominciamo dalla provincia di Treviso, danni nel capoluogo ma anche nella Castellana. A Istrana scoperchiata la scuola elementare, blackout a Castelfranco e danni anche all'ospedale. Raffiche
Raffiche di vento impressionanti, una scuola scoperchiata, cimiteri danneggiati e poi alberi sradicati, viabilità e linee elettriche in tilt, lunghi blackout. Sono stati 200 nella Marca gli interventi ai quali sono stati chiamati i vigili del fuoco da ieri sera, quando si è scatenato il temporale che ha interrotto il lungo periodo di caldo opprimente. Danni nel capoluogo, Treviso, con decine di alberi abbattuti dal centro ai quartieri, ma a essere maggiormente colpita è stata l'area tra Ponzano e Castelfranco, dove per tutta la giornata sono proseguiti gli interventi di messa in sicurezza di strade ed edifici. A Istrana, dove la conta dei danni è già arrivata a 100.000 euro, il vento ha scoperchiato la scuola elementare. La copertura è stata trasportata a decine di metri di distanza fin sulle case intorno. Alberi danneggiati nello storico parco di Villa Lattes, mentre in un altro parco a Vedelago il maltempo si è accanito sui giochi per i bambini. E qua siamo nel parco di Villa Cappelletto della Biblioteca Comunale di Vedelago e come avete potuto vedere c'è stato veramente un bel gran disastro. Ci abbiamo impiegato anni per riuscire a sistemare questo parco, acquistando anche i nuovi giochi per i bambini. E insomma tutto il lavoro fatto è sfumato. Danni evidenti anche ad altre strutture pubbliche, come questo tendone letteralmente steso a terra dal vento, e poi i blackout. Ieri sera è venuta a mancare la corrente un po' su tutta Vedelago, 1900 famiglie erano senza corrente elettrica. Uno dei problemi principali è stata questa linea che vediamo qui sopra, l'albero che è caduto ha abbattuto la linea intera. Stamattina c'erano ancora 500 famiglie perché oltre a questo guasto c'erano altri guasti e l'ultimo è stato ripristinato da poche ore dall'Enel. A Ponzano operai del Comune e Protezione Civile al lavoro per tutto il giorno per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza i 2 cimiteri, dove il cedimento delle guaine di diversi blocchi di loculi ha causato il distaccamento delle lapidi. Da Ponzano a Paese, in via Casanova. È crollato praticamente un albero della scuola, dosso la casa, e cornicione, per fortuna che non è crollato sul tetto. Protezione Civile al lavoro dalla notte con priorità alle strade, poi qui. Anche questo è molto alto, se vi si è scavesato una rama grossa è venuta giù, non l'albero completo. E centinaia di interventi anche nel veneziano. Incessante il lavoro dei vigili del fuoco a causa del maltempo che ha colpito nella notte il veneziano. Sono oltre 150 gli interventi nella provincia per attività di sistemazione, rimozione materiali, taglio arbusti, messa in sicurezza di pali della luce e tegole, e un centinaio devono essere ancora svolti. Ci sono stati soprattutto alberi crollati a bloccare strade comunali e provinciali, dissesti, impalcature e reti di cantieri spostate dalle raffiche di vento, strade da liberare dai materiali volati per il nubifragio, come qui a Mestre in via Duca d'Aosta, dove una copertura di un tetto è volata via. È partita la copertura della terrazza della casa di fronte, è volata sulla casa vicina, sul tetto, ha tranciato i 2 camini, portato via i coppi di copertura ed è caduta tra le 2 case. Colpita tutta la terraferma da Mestre a Chirignago, Spinea, Martellago, Mira e il Miranese e il Veneto orientale. Il fortunale ha prima colpito l'area dei comuni di Marcona, Martellago, Scorzè, Spinea e Noale e quindi si è spostato sui comuni di San Donà e Portogruaro. Particolarmente colpita anche la zona del comune di San Donà e Musile di Piave e quella sulla strada provinciale 42 da Concordia verso la Salute di Caorle. A San Donà numerosi sono gli alberi abbattuti con danni anche al tendone del centro vaccinale. In questo momento sono in corso ancora le attività di sgombero delle strade, grazie anche agli operai del comune, e di verifica di stabilità sia presso le scuole e altri edifici anche privati, oltre che alle alberature. Situazione critica sulla provinciale 79 via dei Pioppi, tra i comuni di Torre di Mosto e San Stino di Livenza, dove il vento ha provocato la caduta di parecchi alberi sulla sede stradale, che resterà chiusa almeno fino a questa sera. Molta paura ieri sera durante la sagra per l'improvviso maltempo che ha colpito anche Dolo. I danni stimati sono per ora di 100.000 euro, riguardano prevalentemente alberature cadute in strade, parchi, aree pubbliche e private, parecchie piante rovinate sulle coperture dei loculi del cimitero cittadino. Chiuse durante la notte le vie Matteotti, Brentabassa, Fondamenta e della Resistenza, sgomberate e già aperte al traffico nel corso della mattinata. Continueremo a monitorare il nostro verde e cercare di migliorare quella che è la prontezza per questi interventi che stanno diventando sempre più comuni e meno eccezionali.
Danni anche nel Veronese, 53 interventi tra tetti divelti, in particolare a Verona, in via d'Azeglio, dove il forte vento ha scoperchiato 400 metri quadrati di tetto di un condominio, alberi pericolanti che ostruivano le sedi stradali, soccorse imbarcazioni in difficoltà sul lago di Garda, oltre ad un incendio di un capannone di concimi a San Bonifacio, iniziato alle 20:15 e terminato alle 4:30 di questa notte. Per l'emergenza maltempo sono state impiegate 25 unità del comando di Verona dei Vigili del Fuoco, 2 da Rovigo, 2 da Padova e 3 da Venezia. Tanta gente di tutte le età dentro e fuori la chiesa parrocchiale di Limena, il paese alle porte di Padova, dove viveva il piccolo Christian Menin, 6 anni, annegato 2 settimane fa nella piscina comunale di San Pietro in Gu. Occhi umidi e a volte persi nel vuoto, occhi di tutte le età che da dietro le mascherine pregano increduli. In tanti, dentro e fuori la parrocchiale di Limena, per l'ultimo incredulo saluto a Christian Menin, il bimbo di 6 anni annegato nella piscina di San Pietro in Gu. Anche il parroco Don Paolo Scalco nell'omelia ammette: per quello che è successo non c'è un perché. Sono convinto che l'atteggiamento migliore da prendere in questo momento sia quello di fare silenzio e di stringerci con tanto affetto ai suoi familiari che sono straziati dal dolore. Toccante e amorevole il ricordo delle insegnanti della scuola materna e di quella primaria frequentate da Christian. E quanti ricordi! A Carnevale, vestito da Harry Potter, di te che giochi, anche di nascosto, a sasso, carta, forbice. Di te che in palestra o a ricreazione corri velocissimo, magari facendo rumore della macchina da Formula 1. Di te che come un topolino rosichi la mascherina. Di te che in mensa fai parte dei bambini spazzolatori di cibo. Sulla bara la maglia della Villa Franchese Calcio, all'uscita dalla chiesa l'inno bianconero è a manetta, a coprire il pianto dei genitori, della sorella e dei parenti di Christian. Il sindaco ha indetto il lutto cittadino. Non faremo i fuochi, non ci sarà musica alla sagra, che è l'ultima sera, e cercheremo di, appunto, da oggi ripartire nel ricordo di Christian, per cercare di essere un po' più tranquilli, un po' più buoni come era Christian, un po' più attivi per la nostra comunità, per il nostro paese. Dispiace veramente quello che è successo, dispiace perché una giovane vita ci ha lasciato e dispiace perché i 2 genitori sono assolutamente inconsolabili. Il dramma dell'Afghanistan, torniamo sulla vicenda di Zahra Ahmadi, sorella del ristoratore afghano da tanti anni trasferito a Venezia. La ragazza è ancora bloccata a Kabul, dall'aeroporto ha trovato riparo in un rifugio. Sentiamo. Stamattina presto mi hanno contattato dall'autorità italiana chiedendo la presenza di Zahra davanti all'aeroporto in un posto specifico, perché così poteva entrare nella parte militare da dove è possibile partire, l'unico posto dove i voli hanno la partenza. Lei ha seguito le indicazioni, si è avvicinato al posto, solo che purtroppo a 50 metri dall'ingresso c'era un checkpoint dei talibani e li hanno respinti indietro, usando anche la violenza. Lo racconta con la voce rotta dalla preoccupazione Ahmed Ahmadi, il ristoratore afghano a Venezia da 15 anni, in attesa di avere notizie di sua sorella Zahra, attivista imprenditrice che ha trovato riparo in un rifugio in Afghanistan. Stamattina il tentativo di riportarla a casa, poi ore interminabili nell'attesa e nella speranza di salvarla dall'inferno. Ho preso anche due voli per l'India, uno domani e uno oggi, uno domani, però a quanto pare pure i voli civili sono bloccati. Destino che accomuna tutte le famiglie trapiantate, come la socia di Ahmed, con mamma e 4 fratelli bloccati a Kabul in casa, con la minaccia dei talebani all'esterno, paura per le nipoti, potrebbero essere portate via e rese schiave. E io spero che il governo italiano possa
mettersi d'accordo fra di loro e con un buon senso umano decidono di dare un segnale un po' positivo per, diciamo, abbassare un po' il dolore che ci stiamo sentendo da questo tradimento. Tradito dalla comunità internazionale, così si sente, lancia un ulteriore appello a salvare la sorella affinché i governi occidentali trovino un accordo per evitare ulteriori violenze. Ed il dramma che si sta vivendo in Afghanistan porta alla mente i soldati italiani morti per riportare la pace in quelle terre. Tra di loro ricordo di Matteo Miotto, alpino di Thiene, morto a soli 24 anni il 31 dicembre del 2010. Abbiamo sentito il papà Franco. L'Afghanistan ripiomba nell'orrore, immagini drammatiche, notizie shock stanno facendo il giro del mondo, gettando nello sconforto tutti i paesi democratici, eppure per 20 anni anche i nostri soldati italiani in Afghanistan hanno fatto di tutto per riportare la pace. In 53 hanno perso la vita, uno di loro, il primo caporal maggiore Matteo Miotto di Thiene, morto il 31 dicembre 2010 a soli 24 anni mentre era in missione. Lui sapeva che sarebbe successo questo, ha dichiarato il padre Franco, raggiunto telefonicamente, e una domanda ancora oggi lo attanaglia. Ne è valsa la pena? Beh, guardi, io per la verità sono 10 anni che mi pongo questo interrogativo. Io ho sempre avuto forti dubbi perché non vedevo le coordinate chiare perché andasse a buon fine. Ci vuole poco a fare 4 conti, diciamo. Matteo nella sua lettera oltretutto è stato molto chiaro, lui aveva già capito, aveva già visto, e oltretutto i precedenti non è che facessero molto incoraggiare. Franco Miotto si riferisce a una lettera che suo figlio Matteo scrisse qualche tempo prima di morire. Un disastro annunciato, ma Matteo, dice il papà del caporal maggiore, non si è mai tirato indietro. E lui era convinto di quello che faceva e io l'ho detto e lo ripeto, se tornassi indietro lui sicuramente lo rifarebbe. E questo è la consolazione più grande che ho. Lui era convinto, ha fatto una cosa che secondo me la rifarebbe sicuramente. L'altro giorno, quando è precipitata la situazione, che io per la verità non pensavo neanche che gli eventi precipitassero così, però ho detto subito, adesso a qualcuno fischieranno le orecchie, perché se noi andiamo a guardare gli scritti di Matteo, quelli che guarda caso ha mandato quel mese e mezzo prima di morire, sono come un dogma secondo me. In codice dicono niente, dicono tanto per chi le sa leggere. Non dovremmo stupirci di quello che è accaduto, dichiara lapidario Franco Miotto, che aggiunge: questa cosa qua era sotto gli occhi di tutti, poi quando succedono le cose fanno tutto questo scalpore qua. Sono 10 anni che io dico ma veramente ne è valsa la pena, e quel mio veramente ne è valsa la pena comprendeva tutto questo, perché io ho avuto la fortuna di contattare mio figlio, di sentirlo, di vederlo, e queste cose qua si respiravano, si toccavano e lo sapevano tutti questo. C'è amarezza per quello che è successo nei confronti soprattutto di tanti giovani che hanno perso la vita come suo figlio? Per noi che l'abbiamo vissuto sul sangue dei nostri figli non più di tanto, sa. E oggi Bassano del Grappa e tutto il Veneto ricordano i 4 anni dalla morte di Luca Russo, il 25enne bassanese vittima nel 2017 dell'attentato terroristico di Barcellona, dove era in vacanza assieme alla fidanzata Marta Scomazzon. In città sono centinaia le persone che sui social hanno voluto stringersi idealmente a Luca e alla sua famiglia, una testimonianza di affetto forte come il desiderio di mantenerne vita la memoria. Torniamo ora nel Padovano. Un farmacista ha chiesto 4 euro ad un cliente per stampargli il Green Pass, un servizio che dovrebbe essere gratuito. È accaduto a Montegrotto ed è polemica. Ha fatto pagare 4 euro la stampa del Green Pass a un cliente ed è scoppiata la bufera. Protagonista una farmacista di Montegrotto Terme. L'intestatario del certificato Covid-free ha postato lo scontrino sui social denunciando il fatto, perché le informazioni generali dicono che le farmacie dovrebbero stamparlo gratuitamente. La farmacista si è scusata, ma si è detta esasperata per il continuo via vai di persone e perché la farmacia negli ultimi tempi, proprio a causa delle nuove direttive sul Green Pass, si sarebbe trasformata in una copisteria. La titolare ha anche spiegato che è stato chiesto un contributo a chi avrebbe potuto stampare il Green Pass da solo e non, per esempio, agli anziani.
Comunque non li stamperemo più, ha detto la farmacista. Sui fatti è intervenuto anche l'ordine professionale che ha redarguito la collega. Il presidente dell'ordine, Giovanni Cirilli, ricorda che resta il problema della gratuità della stampa, un costo vivo che a oggi è unicamente sulle spalle dei farmacisti. Quello di Montegrotto non sarebbe l'unico caso di Green Pass a pagamento. Casi simili si sarebbero verificati anche ad Asiago, Firenze, Napoli e Roma, con tariffe che vanno dall'1,50 ai 4 euro. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. In chiusura uno sguardo alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Pressione atmosferica in nuovo aumento, il tempo si mantiene buono e il clima mite con valori termici più in linea con la media del periodo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di mercoledì 18 agosto evidenzia una situazione tranquilla, tempo generalmente soleggiato in pianura con cielo sereno o velato, occasionale nuvolosità sui rilievi dove nel corso del pomeriggio sarà probabile qualche locale acquazzone. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 15 e 21 gradi, massime invece tra i 25 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, sarà asciutto e soleggiato, cielo sgombro da nubi come vediamo, addensamenti in montagna ma in genere innocui. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, massime sui 28-30 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui bel tempo, tuttavia non si escludono dei locali piovaschi sui settori esteri di confine. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime sui 29 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.